Buon pomeriggio, buonasera, bentornati al workshop Il giornalismo che verrà qui alla Scuola Superiore di Catania per un panel dal titolo Algoritmi e informazione. In realtà andremo abbastanza oltre queste tematiche, lo faremo con degli ospiti di eccezione. Noi siamo particolarmente onorati di avere con noi la direttrice di Media 2000 e vicepresidente dell'Osservatorio Tutti Media, Maria Pia Rossignò, il professore Derek De Kerchove, sociologo di fama internazionale, che veramente non ha davvero bisogno di presentazioni, già direttore del McLuhan Institute a Toronto, e oggi anche lui in forze e anima scientifica di questa realtà, insieme alla dottoressa, alla direttrice Rossignò. Abbiamo con noi anche il professor Guido Nicolosi dell'Università di Catania, anche lui un sociologo, in forza al nostro Dipartimento di Scienze Politiche, e presidente di corso di laurea del corso di laurea magistrale in sociologia delle reti e dell'informazione. E da lui partirei per iniziare questo viaggio all'interno di queste tematiche così affascinanti, per una breve introduzione, per un'introduzione a questo panel. Prego, professore. Grazie, mi sentite? Bene. Vabbè, innanzitutto di rito, ma sentiti i ringraziamenti agli organizzatori per aver organizzato questo workshop e in particolare questo pomeriggio di riflessione con degli ospiti così anche illustri. Diciamo che innanzitutto nella qualità anche di delegato del rettore alla comunicazione mi permetto di portare i saluti dell'Ateneo tutto ai nostri ospiti, alla dottoressa, professoressa Rossignò e anche naturalmente al professore De Kerchove, che come giustamente diceva Giorgio non ha bisogno di presentazioni, la fama lo precede in maniera come dire significativa. Sicuramente per tutti coloro che si occupano di comunicazione e di media rappresenta come dire un punto di riferimento, la sua riflessione, la sua attività. Diciamo che il mio compito è semplice e complicato allo stesso tempo. Introdurre questi ospiti non è facile, naturalmente. Io quello che tenterò di fare è innanzitutto ringraziarli per un contributo che è stato prodotto da questi nostri ospiti recentemente, e questo testo che è stato pubblicato da Castelvecchi, che si intitola Oltre Orwell, il gemello digitale, che mi sembra possa essere il punto d'inizio, l'attacco su cui poi sviluppare le riflessioni successive insieme, naturalmente. Un'espressione, quella del gemello digitale, che al di là dei tecnicismi è estremamente evocativa. In questo senso mi sento di poter dire che forse lo spirito di McLuhan è ancora presente, nel senso che la evocatività delle espressioni, delle affermazioni di McLuhan sono state, come dire, anche il motivo del suo successo, a volte anche delle critiche, no, che ha dovuto subire. Io sono un ammiratore, un seguace, diciamo così, di McLuhan, ma riconosco che molti lo hanno anche criticato, a volte per delle espressioni estremamente evocative, come per esempio villaggio globale o, che ne so, il mezzo del messaggio. E invece io riconosco che le espressioni evocative, come appunto il gemello digitale, sono molto importanti perché, primo punto, stiamo trattando di una questione che può sembrare tecnica, e in parte lo è naturalmente, ma che non deve restare tecnica, o quantomeno non deve restare appannaggio esclusivo degli addetti ai lavori. Quindi delle espressioni evocative, delle formule anche, come dire, comunicative sono molto importanti, perché credo che sia fondamentale, come stiamo facendo oggi, come dire, porre al centro del dibattito pubblico un tema come quello del gemello digitale, che non può essere esclusivo monopolio degli addetti ai lavori, perché è una questione di democraticità. Ciò di cui parleremo oggi non è solo il giornalismo che verrà,
ma è in qualche modo anche, usando un'espressione forse un po' forte, il destino antropologico di tutti noi, no? E quindi, a mio avviso, è bene che su questo vi sia un dibattito pubblico, collettivo, perché il tema riguarda tutti quanti noi. Come ricercatore, sono un docente di questa università, sono ricercatore e come dicevo prima di iniziare ai nostri ospiti, mi occupo di un tema che è il tema della memoria, in particolare della memoria sociale, della memoria collettiva, e quindi la questione del gemello digitale per me è estremamente stimolante, perché in estrema sintesi, poi ovviamente questo ce lo diranno i nostri illustri ospiti, il gemello digitale è effettivamente un condensato di memoria. Ora, la memoria non è come dire, una dimensione esclusivamente individuale. Qualcuno potrebbe dire: ma perché un sociologo si deve occupare di memoria? Ci sono gli psicologi, gli psicanalisti o i neuroscienziati. In realtà la memoria, il tema della memoria è forse come dire, il caso più emblematico che dimostra quanto individuale e collettivo convivono e coesistono in maniera inestricabile. La memoria è certamente un fenomeno individuale, ma anche e soprattutto un fenomeno sociale, e nel gemello digitale questo aspetto emergerà con grande chiarezza. Mi permetto di citare, visto che comunque siamo in un ambiente accademico, un grande accademico francese, un antropologo che si chiama Leroi-Gourhan, che è stato tra i primi a porre l'attenzione su un processo, come si usa dire, filogenetico, di sviluppo della specie, secondo il quale, secondo questo autore, l'evoluzione dell'uomo è un'evoluzione che passa da una sorta di esteriorizzazione della memoria dall'interno verso l'esterno, dal biologico verso il tecnologico. Leroi-Gourhan diceva, lo semplifico e mi scuserete per questo, se in passato, come dire, nella fase dello sviluppo iniziale dell'essere umano, la memoria era un fenomeno biologico, genetico, cioè il corpo memorizzava lo sviluppo nei propri geni, col passare del tempo la trasformazione dell'uomo, della specie umana, ha visto un processo di trasferimento verso l'esterno della memoria, verso degli artefatti tecnologici, verso dei media. E in effetti i media sono, in estrema sintesi, degli strumenti di memoria. Quello che a mio avviso si capirà con grande chiarezza dalle cose che ci diranno oggi i nostri ospiti è che i nuovi media, le nuove tecnologie digitali, hanno radicalizzato questo processo. Noi oggi abbiamo tra le mani, in particolare con lo smartphone, un condensato tecnologico di memorizzazione della nostra vita. I social media in particolar modo sono tecnologie della memoria e lo dimostra chiaramente forse la storia di quello che forse è il più emblematico dei social media, cioè Facebook. Molti, come dire, non riflettono tanto sul fatto che Facebook nasce da un'idea geniale di Zuckerberg, che è esattamente la riproduzione in chiave virtuale del libro delle facce, no? Il libro delle facce era, ma lo è ancora, immagino, una pratica tipicamente americana, che non esisteva e non esiste, forse si sta cominciando a diffondere in epoca post-pandemica anche qui in Italia. Le fotografie della scuola, lo sappiamo tutti, sono sempre state delle fotografie collettive. Noi abbiamo sempre fotografato le classi, no? La classe con la maestra, eccetera, eccetera. In America il libro delle facce è il libro con i volti, i visi delle persone che hanno abitato gli istituti di formazione, i licei oppure le università in un certo anno. Quindi è effettivamente uno strumento di ricordo, no? Ricordarsi chi c'era quell'anno con me al liceo X piuttosto che all'università Y.
Quindi effettivamente è uno strumento di memoria e non è un caso che oggi, ancora oggi, il successo di Facebook, soprattutto anche tra i non più giovanissimi, è proprio il frutto di questa matrice mnemonica. L'idea, per esempio, di avere la possibilità di recuperare gli amici d'infanzia, quelli che abbiamo perduto, eccetera, eccetera. E questa è, come dire, la natura, la matrice di questa nuova realtà tecnologica che noi viviamo. Ma qual è il problema? Il problema consiste nel fatto che, contrariamente a quanto spesso si dice e si immagina, non esiste una come dire, corrispondenza tra la memoria umana e la memoria informatica e digitale. Un autore come Van Dyck ha parlato spesso di abuso metaforico, quando noi parliamo della memoria del computer, no? In realtà questa metafora organicistica non è corretta, perché la memoria umana e quella collettiva sociale funziona in maniera profondamente diversa rispetto alla memoria del computer. La memoria del computer e la memoria dei device è una memoria registrativa che, come dire, fissa traccia, comportamenti, atteggiamenti, gusti, spostamenti e chi più ne ha più ne metta, rendendoli apparentemente fissi, accessibili, disponibili per sempre. Dico apparentemente perché tutti sappiamo che si tratta di supporti estremamente anche labili, no? Sono esterni e quindi non interni, quindi esposti alla volatilità, al guasto, tutti quanti sappiamo quando facciamo le nostre foto e ne facciamo tantissime perché tanto chi se ne frega, ne possiamo fare 250, non cambia nulla. Poi dopo diventa complicato recuperare, organizzarle, sistemarle. C'è l'obsolescenza del software e dell'hardware, possiamo perdere il cellulare, abbiamo perso la nostra memoria. Ma nonostante questo abbiamo la convinzione che questa diciamo, tecnologia della memoria sia infallibile, perché effettivamente ha una natura registrativa, laddove invece, ce lo ha spiegato molto bene uno psicologo come Bartlett, la memoria umana è una memoria che ricostruisce in maniera selettiva il passato a partire dall'oggi. Cioè la memoria nostra e anche delle società è una memoria che è proiettata verso il futuro e recupera il passato selettivamente e lo ricostruisce sulla base delle caratteristiche identitarie dell'oggi. No? E questo è l'aspetto secondo me molto importante anche da un punto di vista antropologico delle cose che ci diranno oggi sul gemello digitale i nostri ospiti, cioè la memoria è identità. Esiste un rapporto strettissimo tra memoria e identità. Noi siamo quello che ricordiamo di essere, che riusciamo a ricordare del nostro essere. E lo facciamo costantemente pensando al nostro futuro e ricostruendo il nostro passato non in maniera perfetta, ma in maniera molto creativa. Al contrario, queste tecnologie sono degli strumenti, come dire, di memorizzazione che in qualche modo ci chiudono, ci impediscono una ricostruzione o ci limitano una ricostruzione creativa del nostro passato, ma al contrario sono strumenti spesso utilizzati da altri per obbligarci come dire, ad un certo futuro sulla base dei nostri comportamenti passati. Detto banalmente, l'attività di tracciabilità, l'attività di, come dire, di cui parleremo probabilmente anche oggi con riferimento anche al giornalismo, la possibilità cioè di selezionare sulla base dei nostri gusti, delle nostre scelte, l'offerta pubblicitaria che poi ci viene proposta, o l'offerta informativa che ci viene proposta, si fonda su ciò che noi abbiamo già fatto. Cioè ciò che noi facciamo oggi determinerà ciò che poi in futuro ci verrà proposto e determinerà il nostro sviluppo anche intellettuale oppure il nostro sviluppo identitario, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo sono delle gabbie che sono anche delle gabbie individualizzanti ed è questo l'aspetto che secondo me è molto, come dire, interessante e con riferimento in particolar modo al giornalismo, perché gli algoritmi di cui parleremo
non sono soltanto uno strumento diabolico che ha messo in crisi un modello di business. Sicuramente è questo. Il modello di business, giustamente con Giorgio tante volte abbiamo detto, il giornalismo non è morto, è morto, stanno morendo i giornali, no? Tradizionali per come li abbiamo conosciuti noi. E certamente questa morte o questa crisi profonda, poi in realtà vedremo che esistono vie di fuga sicuramente, è determinata proprio dalla capacità di queste tecnologie di selezionare i nostri gusti, i nostri stili, le nostre preferenze e quindi di darci delle offerte informative ad personam, no? Il problema però qual è? Che non è soltanto ciò che va in crisi, non è soltanto un modello di business, è anche un modello di società, perché la società che abbiamo vissuto almeno fino ad oggi, forse i ragazzi più giovani meno, è una società che è stata costruita invece su un modello di come dire, offerta mnemonica che è la sfera pubblica, determinata dai giornali e dai media tradizionali, che era collettiva e che quindi poneva e costruiva dibattiti pubblici collettivi, laddove invece oggi l'offerta informativa è un'offerta selezionata in maniera individualizzata. In estrema, diciamo, in maniera radicale, domani potremmo ognuno di noi avere, come dire, un'offerta informativa talmente individualizzata da non sapere che cosa avviene, cioè non avere più in comune, io e Giorgio, la percezione di ciò che sta avvenendo qui fuori, no? Questo è l'aspetto, come dire, drammatico, per cui io da sociologo ovviamente mi interessa la crisi dei giornali, ma mi interessa anche molto la crisi di un modello sociale, naturalmente. Chiudo rapidamente, perché sarebbero veramente tante le cose da dire. Io credo che, diciamo, come è stato detto da persone più illustri di me, si dice che esiste una legge fondamentale della tecnologia. Diciamo, la tecnologia non è né buona né cattiva, ma non è neanche neutrale, perché questo è l'errore che spesso siamo tentati di fare. Siccome la tecnologia non è buona né cattiva, si può immaginare che la si può utilizzare come lo si vuole. In realtà non è così. E certamente una tecnologia non è deterministicamente votata ad un certo utilizzo, però è necessario che la società nel suo complesso e il dibattito che stiamo facendo oggi è importante anche per questo, possa riflettere sui rischi e sulle opportunità e possa anche immaginare di porre dei limiti allo sviluppo tecnologico in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Recentemente un grande intellettuale come Attali ha scritto un libro molto provocatorio in cui è arrivato a proporre, nel che fare finale di questo testo, delle misure anche drastiche per limitare lo strapotere delle grandi, diciamo, piattaforme digitali. E quindi io, a mio avviso, il dibattito non può essere chiuso rispetto ad alcune possibilità anche estreme, perché in gioco è la nostra collettività. E il mito che la tecnologia sia sempre frutto di un libero sviluppo, come dire, neutrale, è un mito falso, perché le tecnologie si sviluppano sempre e comunque con condizionamenti sociali e anche condizionamenti politici. Quindi non bisogna avere, diciamo, la remora di dire, beh, forse questo sviluppo non è sano per la collettività. Mi fermo qui, lascio la parola a chi più di me, diciamo, ha titoli per parlare del gemello digitale, grazie, e poi mi riservo magari la possibilità dopo di fare qualche domanda o qualche intervento. Grazie. Grazie professore Nicolosi, che già ha messo insomma tanta carne sul fuoco, direi veramente veramente tanta. Questo è un workshop che guarda al giornalismo che verrà da una prospettiva tout court. E quindi avere qui con noi Maria Pia Rossigno è estremamente significativo perché non solo Media 2000, che è una rivista di cultura digitale estremamente affascinante, ci aiuta a capire queste trasformazioni in atto, ma l'Osservatorio Tutti i Media in tempi già non sospetti
ha fatto una cosa veramente straordinaria, cioè ha messo insieme attorno a un tavolo e come partner, no? Tante realtà che normalmente noi non immagineremmo stare insieme. Ce ne puoi parlare? Sì, allora, buonasera a tutti, intanto grazie. Bisogna anche ringraziare Romeo perché quando ci siamo conosciuti lui iniziava questa sua carriera di giornalista moderno, diciamo la verità, perché è un giornalista che sta trapassando, cioè lui rappresenta la trasformazione digitale perché passa da un mondo all'altro e sta acquisendo tutte le... Mi sentite? Sì. Sì. Tutte le caratteristiche del giornalista moderno. Un pochino più vicino al microfono, mi chiedono. Le caratteristiche di un giornalista moderno che comunque è capace di far convergere molti personaggi della trasformazione digitale qui. Quindi io sono molto orgogliosa di averlo conosciuto un po' di tempo fa, sono molto orgogliosa che lui sia fra i nostri premi Nostalgia di Futuro, perché l'Osservatorio Tutti i Media appunto nasce nel 1996 da un personaggio che si chiama Giovanni Giovannini, che è stato grande presidente della Federazione Italiana Editori Giornali del secolo passato, che però dopo 20 anni di presidenza della FIEG decide che il mondo aveva bisogno di associazioni non più verticali ma orizzontali, e quindi dice voglio mettere allo stesso tavolo inizialmente Mediaset e Repubblica, che litigavano per la famosa torta pubblicitaria che la televisione mangiava rispetto a quella dei giornali. Piano piano diciamo questo mondo si è aperto, io ho preso il testimone, l'ho allargato e adesso al mio tavolo c'ho Google, editori, giornalisti, Facebook e qualche altra grande azienda come Eni, Intesa San Paolo e Unipol, e insomma alcune grosse aziende che sono a un tavolo definito di competitor dal cui direttore scientifico professor De Kerchove, perché sono delle aziende che sul mercato competono, però al mio tavolo loro sono per cercare di trovare un equilibrio sostenibile per tutti, attenzione, quindi torno a quello che ha detto il professor Nicolosi, molto ben detto, un equilibrio sostenibile per tutti i media, un equilibrio economico soprattutto. E noi, diciamo, facciamo questo da 25 anni, abbiamo passato molte marette, abbiamo passato anche molti momenti difficili in cui Google e la Federazione Italiana erano veramente gli uni contro gli altri, però al mio tavolo non c'è mai stata nessuna debacle, nessuna defiance. Ogni anno c'è questo grande evento che si chiama Nostalgia di Futuro, durante il quale noi discutiamo dell'apice della trasformazione, della punta dell'iceberg della trasformazione digitale, e sono sempre tutti presenti e continuano ad esserlo. Oggi io sono qua appunto perché io e Giorgio ci siamo incontrati per caso ai 150 anni della stampa a Torino, evidentemente era destino che dovevamo metterci insieme, e da allora non ci siamo più lasciati, abbiamo fatto cose insieme, ci aiutiamo e continuiamo a cercare di portare i giovani, ad aprire la mente dei giovani verso il concetto che il giornalismo serve, il giornalismo è la vita, perché attenzione, noi tutti nasciamo sul racconto, l'essere umano vive di storie e i giornalisti sono i primi a raccontare storie che incidono sulla politica, la coesione sociale, la critica, l'apertura della mente delle persone di tutti i tipi, giovani, meno giovani e anche avanzate. Io posso dire che quest'anno il premio, l'evento Nostalgia di Futuro è stato il momento per lanciare questo nostro progetto che si chiama News Media for Good, perché con il professor De Kerchove, al quale fra poco lascio la parola, abbiamo studiato e invogliato tutti i nostri big a riflettere sul fatto che l'algoritmo fa perdere di significato le parole, perché l'algoritmo usa le parole semplicemente per dare un ordine, cioè mentre l'uomo la parola la interpreta. Un giornalista in un testo usa una parola, la sceglie, cioè grandi giornalisti
ci mettono un sacco per scegliere una parola nel contesto del testo, perché la parola fa cambiare di significato la frase, può portare ad un'opinione diversa, può condurre una persona verso una strada. Ma quali sono le criticità dell'oggi? Le criticità dell'oggi sono tutte nel fatto che l'informazione deve smettere di inseguire la modernità, ma deve ritornare ai suoi fondamentali, che è quella: noi dobbiamo informare per formare, e voi siete tutti qui anche per questo, perché volete partecipare a un corso di formazione. Io sono stata formata anche da grandi giornalisti e proprio quest'anno ho capito una frase che mi aveva detto Enrico Levi, che tutti ricorderete, in una delle ultime interviste che gli ho fatto quando era consigliere del presidente Napolitano, che diceva: guarda che il futuro non è più quello che era. Io inizialmente l'ho preso quasi in giro, perché ho detto: Enrico, dai, adesso voglio dire, sarò pure stupida, non sono Enrico Levi, però non riesco a capire questa cosa che mi stai dicendo. E lui dice sì, perché dai suoi contesti, i suoi studi di geopolitica, di cultura, eccetera, disse: perché quello che io mi aspettavo dal futuro non lo aspettano più i giovani, non lo aspettano più le nuove generazioni, il futuro non è più quello che era, nel senso che non è più disegnato così come calmamente era nelle generazioni precedenti, ma è un futuro tumultuoso. E io questo futuro tumultuoso, che non era più che non è più quello che era, l'ho capito proprio con la pandemia, la fine della pandemia. Perché? Perché con la fine della pandemia noi siamo entrati con un'accelerazione terribile nella modernità, perché abbiamo finalmente nuotato nel digitale, no? Perché prima si parlava di date, di teleconferenze, di cose, eccetera, eccetera, però nessuno mai aveva usato appieno questi sistemi. Con il Covid ci siamo trovati di fronte al fatto nuota o muri, perché non potendo più andare a fare conferenze, non potendo più andare a scuola, eccetera, eccetera, abbiamo dovuto usare appieno quello che era il metodo digitale. Però che cosa è successo? È successo che mentre ci siamo risvegliati da questa travolgente questa pandemia, e tutti quanti sognavamo una nuova alba, praticamente nuova arma, siamo moderni, abbiamo tutto quello che ci serve, ci siamo svegliati e ci ha subito oscurato il fumo dei cannoni di una guerra che ci ha riportato nel Novecento. E quindi ho capito che cosa voleva dire Enrico Levi: il futuro non è più quello che era, perché nel secolo scorso ci sarebbe stato un cammino tradizionale verso uno sviluppo sincrono, mentre noi abbiamo avuto uno sviluppo asincrono. Siamo entrati in un digitale, in una vita digitale che non avevamo mai capito appieno tutte le funzioni e come usarla, e poi mentre ci siamo entrati a pieno titolo ci siamo ritrovati indietro in una guerra che ci ha riportato al Novecento, perché è una guerra fatta di cannoni, di fame, di carestia, di grano che non può arrivare perché le navi sono bloccate. Quindi vabbè, ci sono anche i droni, eccetera, ma i miei sono dei concetti di massimi per arrivare al punto che siamo all'apice della trasformazione digitale, che si è anche trasformata in una crisi epistemologica e quindi di cultura sociale e di significati senza precedenti. Ecco perché ho lanciato con l'Osservatorio Tutti i Media, che poi potete andare su internet, ci sono tutte naturalmente informazioni più dettagliate, questo progetto News Media for Good, che vuole ritornare ai fondamentali dell'informazione senza però mancare lo sviluppo tecnologico, e quindi inglobare Facebook, Google, Twitter, TikTok, tutte le modernità in un contesto che però ci riporti a una coesione sociale che abbiamo drammaticamente perso, ed anche ad un equilibrio informativo che non sia più solo la notizia strillata, le fake news, le deepfake, che poi sapete tutti sono frutto di un algoritmo che non è eticamente trasparente. Vero, prof? Grazie anche per l'invito, è la seconda volta che vengo qua per questo convegno che è molto stimolante, e grazie anche alla bellissima introduzione di Guido Nicolodi, su di che vorrò tornare senz'altro.
arriverò alla crisi epistemologica che si spiega a un modo che è molto attuale, tecnologico, diciamo. Volevo parlare di 3 cose. Il gemello digitale, certamente, della memoria, cose profonde che ha detto Guido Nicolodi, e poi sulla problematica del giornalismo che verrà. Se verrà, no, infatti verrà, professore. Cioè. però, allora, prima io faccio una domanda a tutti. Chi di voi, mani la fatta, ha sentito parlare del gemello digitale? Non parlate tutti insieme, per favore. Vedi, C'è una mano alzata in fondo. Dopo parliamo. Però, no, la cosa strana è che effettivamente il gemello digitale è come un segreto in Europa, benché l'Unione Europea sta lavorando su gemello digitale dell'impresa, gemello digitale della regione, gemello digitale dell'Europa, gemello digitale della Terra. L'Unione Europea vuol dire che loro sono capaci di capire dove vanno le cose. In America il gemello digitale è per tutto, dentro tutte le imprese, dentro tutti i sistemi, diciamo, di catena di produzione. Il gemello digitale comincia con questo. Questo sì, questo è già vostro gemello digitale, ci arriviamo. Però il gemello digitale comincia, la parola comincia nel 2002, vuol dire esattamente 20 anni fa. Un ingegnere che ha deciso che per facilitare il lavoro dei motori costosi e tutti quanti, bastava riprendere i modelli computer assisted, vuol dire i modelli creati dai computer di queste macchine per creare queste macchine fisiche, inserire dentro la parte digitale la riproduzione digitale di questo motore, funzionamenti, funzionalità, monitoraggio, come funziona, miglioramento, in caso di problemi avere immediatamente a disposizione i nomi, indirizzi, diciamo tutte le cose che vengono utili per far funzionare le cose. Ci parlo di turbine, primo, grande turbine di General Electric, fine a Tesla, evidemment. E Tesla ha un'idea del gemello digitale fenomenale. Ciascuno delle macchine di Tesla ha il suo gemello digitale. Incredibile. Per seguire tutta l'operazione di questa macchina, provando anche di mantenere la cosiddetta privacy, evidentemente del guidatore, ma per studiare come funziona questa macchina nel contesto del suo uso e come la flottiglia di tutte le macchine che usano, come gestire a distanza al meglio, prevedendo tutto, come oggi noi usiamo sempre facilmente del GPS. Il GPS è già un piccolo miracolo, diciamo, di connessione con il terreno, il territorio e la macchina, ma oltre di questo la possibilità di seguire a ogni momento che succede con questa macchina. Però questa è la macchina. Poi tutte le cose che vengono nel gemello digitale sono molto variegate tutti quanti, ma adesso attraverso il fascicolo sanitario personale il gemello digitale sta passando dal mondo della macchina al mondo dell'umano. Vuol dire che la mole di data che sono su ciascuno di noi già inserite nell'Electronic Health Record, IHR, questo diviene come una riproduzione della nostra salute, del nostro corpo, del suo comportamento, tutte le cose che vengono. E questo è già, sembra perfettamente normale, passare da un modello
digitale di costruzione di una macchina per far parlare questo modello sulla macchina. È un passo semplice. Passare del fascicolo sanitario personale a una conoscenza molto più grande della persona è un passo facile, non è un grande problema. Tecnicamente si tratta di gestire una quantità di data fenomenali. Ciascuno di noi produce 1 terabyte di data a giorno. Vuol dire, però le macchine sono capaci, siamo sempre più capaci di gestire queste cose. Io mi interessa molto a un modo di capire, riprendo Macron, ho lavorato con Macron per 10 anni, vuol dire che mi ha insegnato qualcosa, e io parto da questo The Medium is the Message dicendo la trasformazione digitale non è una cosa che tocca il business, tocca a noi. La trasformazione digitale, siamo noi trasformati digitalmente. E come? Esattamente con il gemello digitale. Perché il gemello digitale riprende un principio di base della trasformazione digitale che è di aumentare, duplicare, gemellare. La gemellagizzazione, si dice la gemellazione? Va bene, in italiano è un po' complicato, va bene. Gemellare la realtà è nella natura della trasformazione digitale. Però ci sono vari livelli di trasformazione digitale della persona. Prima di tutto non siamo ancora arrivati al gemello digitale personale. Il gemello digitale personale è assolutamente in corso. È cominciato, come ho detto, con il nostro fascicolo sanitario. Però sono tappe in corso, anche corrente adesso, di gemellaggio che passano attraverso il cosiddetto gemello digitale cognitivo. Il gemello digitale cognitivo nella fabbrica, nel mondo della produzione, la catena di produzione, è quello che invece di semplicemente riprodurre il funzionamento delle macchine è capace di sintetizzare con l'intelligenza artificiale evidentemente di capire il coordinamento tra tutti i funzionamenti di questa catena di montaggio e va a un punto talmente che è usato oggi in Stati Uniti, va al punto di duplicare la competenza del manager di questa fabbrica o di questa impresa, che può parlare con la sua simulazione, rispondere a domande di un pubblico e letteralmente condividere le sue conoscenze con queste persone che sono interessate a sapere le cose sul suo prodotto, sul suo lavoro. Allora, la domanda, abbiamo fatto una piccola barzelletta con Guido Nicolodi all'inizio, prima di entrare qua, che era, ma al giornalista che serve il gemello digitale? No? L'idea è che il giornalismo può. La mia ricerca adesso al Politecnico di Milano è su algoritmo e giornalismo. Vuol dire che ci sono dentro. Però entro in questa dimensione e non sono ancora avanzato molto perché il lavoro veramente ha cominciato all'inizio del mese. Però il giornalismo evidentemente il giornalista è nella situazione del gemello digitale cognitivo, non personale, perché la differenza tra il personale e il cognitivo è che il cognitivo è solo competenze, solo conoscenza pratica, professionale, che esistono già, che sono già messe in memoria e che sono già perfettamente fluidi e facili da condividere. Il gemello digitale, una domanda? Sì. Beh, finisco su questa parola. Il gemello digitale personale ha una cosa in più che non è ancora, più cose in più che non sono ancora presenti. Uno si chiama LifeLog. Il LifeLog
è un sistema che registra tutti i movimenti, tutti. Non ancora il pensiero, ma ci arriviamo anche a questo, di una persona nella sua vita quotidiana. Un collega dell'Università di Toronto, Steve Mann, mettevo occhiali un po' come quelli di Google Glass, più sofisticato, e registrava tutte le cose che faceva a partire dalla sua visione. Lui faceva questo 20 anni fa. Vuol dire che è un artista anche, è un ingegnere, ma un ingegnere artista. Quelli artisti sanno di che si tratta. Lui ha creato l'idea del lifelog. Il lifelog ti richiede di avere una memoria in tasca, più piccola di questa, che prende tutti i momenti della tua vita ogni secondo, a partire di occhiali o di lenti di contatto che hanno piccole camere, e a partire anche del suono che viene come il suono che tu senti della tua voce. Perché la voce che tu senti non è quello che altri sentono, perché c'è l'ossatura. Allora vuol dire che la riproduzione della tua esperienza è completa. Ma non è ancora tutto. Il fatto è che il gemello digitale personale è molto molto più complesso che tutte le altre versioni del gemello, e non solo non siamo ancora, ma non si sa se vogliamo veramente andarci, e questo potrebbe anche essere un soggetto di discussione. Però posso fermarmi a questo momento? Perché c'era già una domanda, già la direttrice diceva non sono d'accordo. No, nel senso che per quanto riguarda l'informazione farei una distinzione molto precisa, e mi riallaccerei a quello che diceva Guido prima, perché il racconto non può essere un insieme di dati fissati su degli algoritmi che portano sempre allo stesso, diciamo, nella stessa direzione. Quindi io mi ritrovo molto in questo libro che è appena uscito, che vi consiglio, di Paolo Benanti, Human in the Loop, cioè, ma è in italiano, è solo il titolo, in inglese, non mi spaventate, perché dobbiamo in questa discussione riportare l'uomo al centro. E riportando l'uomo al centro, secondo me il giornalista e l'informazione hanno un ruolo centrale nel riorganizzare una sorta di informazioni che non sia data driven, no? Come dicevi tu, perché altrimenti l'algoritmo, che vabbè ormai lo sappiamo tutti, no? Che le notizie più stupide, meno importanti, sì, basta che sono quelle cliccate più, però l'algoritmo, ragazzi, li fa l'uomo. Non vorrei che poi un domani lo facesse il gemello digitale e siamo fregati completamente, perché cioè, mancherebbe proprio l'essenza del racconto di Guido, che è la differenza della memoria, giusto? Assolutamente. Si aggiunge però a questo, diciamo, nel lavoro di Paolo Benanti, no? Lui parla spesso di transumanesimo, no? Cioè di un'idea dove l'uomo va oltre, no? Cioè, allora sì, sono d'accordo io sicuramente più con Maria Pia, diciamo, con questa prospettiva, ma probabilmente il professore non era in disaccordo. Cioè... No, non sono per niente in disaccordo, sempre che volevo precisamente partire sul gemello digitale e la problematica di questa versione totalmente tecnologica di noi, rispondere alla domanda a che serve questo mondo di informazione al giornalista. Il giornalista potrebbe perfettamente avere un gemello digitale che ha un accesso straordinario e immediato a tutta la memoria del mondo che si trova nella rete. E questo è il futuro, lo è senz'altro. Ma ha ragione totalmente Maria Pia su questa domanda della memoria, perché precisamente una delle cose più belle che ho sentito oggi da Guido era tutta la riflessione sulla memoria. E vedo che Guido Nicolodi ha anche ben letto McLuhan, ben conosciuto le sue fonti, perché Bartlett è stato una delle più grandi influenze sul pensiero di McLuhan. Bartlett aveva fatto vedere nel suo libro sulla memoria che vuol dire remember. L'inglese ha la parola per ricordare, infatti sarebbe interessante di fare l'etimologia di ricordo, ricordare, ma remember è sul piano delle cose che diceva Guido veramente fondamentali.
vuol dire prendere i membri, i elementi, i pezzi delle cose che ti vengono in mente e metterle insieme. Ricostruire. E la riflessione di Guido è veramente fondamentale su questo. L'idea che oggi non solo siamo a buttare fuori la nostra memoria personale o il suo contenuto, perché ha ragione che la memoria della macchina e quello dell'uomo non sono le stesse cose, le buttiamo queste cose, le buttiamo nel nostro telefonino, le buttiamo nel nostro computer, le buttiamo, non siamo più a interiorizzare il nostro essere, ma a esternalizzare anche il nostro ego, anche il nostro sé, che è il dono della scrittura. La scrittura ti permette di controllare il linguaggio, di internalizzare il linguaggio, cambiare il suo funzionamento, perché il linguaggio è un sistema di comunicazione, ma la lettura ne fa, la lettura silenziosa ne fa un sistema di meditazione, che non è la stessa cosa. Si taglia la comunicazione. Ci torniamo sulla crisi, ma il voluto... Dammi ancora una seconda, perché il problema della memoria e il problema dell'esternalizzazione delle nostre facoltà è qualcosa su di che vogliamo pensare 2 minuti. E poi ti lascio fare le intervenzioni. Io volevo semplicemente far vedere che c'è tutta una continuità nel problema del cambiamento che siamo a vivere adesso, senza veramente accorgersi. È quello dell'esternalizzazione, non solo delle cose che dovremmo veramente tenere in sé, ma anche il giudizio, anche la scelta. Ha fatto menzione anche Guido Nicolodi del problema dell'incapacità veramente di ricordare le cose, di mettere le cose, ma infatti noi siamo sempre più a buttare la resistenza interna che ciascuno di noi ha, particolarmente i giornalisti, che sono obbligati di pensare le cose, no? Ma stiamo perdendo questa resistenza. Se pensate che il populismo è un caso totalmente, una vecchia cosa che ha sempre esistito, sì, chiaro, forma di populismo. Populismo vuol dire che la gente non sa più niente. E si mettono insieme per trovare identità con piccoli gruppini, nelle loro echo chamber, perché infatti non c'è tante cose. L'eco è molto forte perché non c'è resistenza dentro questa chamber. Conoscete l'echo chamber, no? L'idea che è una parola inglese, ma come si chiama? La camera d'eco, no? La camera dell'eco. La camera dell'eco. La camera dell'eco è un concetto che dice che la gente oggi si chiudono dentro un stato di mente da che non possono più uscire. E non sono più uscire perché non hanno questa facilità di pensare le cose. Se sento cose che ci interessano, su di che hanno un investimento emozionale, e poi tu puoi provare di dire, ma non è così, la verità non è così. Vi do un esempio che è abbastanza pesante oggi, che è come la propaganda crea un echo chamber globale per tutta una società. Putin ha sollevato il linguaggio russo per far dirlo cose che non sono vere. È chiaro che non sono vere, e lui lo sa che non sono vere. E per lui il rapporto tra la parola e la realtà, o le cose come sono, non ha più niente da fare. Allora, crea un echo chamber, è strano che tutti, non sono tutti molto informati dei fatti, parlando di giornalismo. Il giornalismo russo è condizionato dal capo a raccontare la sua versione di una cosa, dicendo una semplice operazione militare, allora che è un massacro, un'invasione. Ok, non voglio fare troppo politica, semplice dire che se tu vuoi usare un linguaggio per persuadere la gente di una cosa che non esiste, ormai è molto più facile perché non c'è più resistenza delle persone, né per la conoscenza, né per la memoria, né per queste cose. Poi adesso aspettate l'aiuto di di Alexa e di Google Assistant e tutti questi guido di pensatori che sono gli assistenti digitali. Siri,
conoscete Siri. Siri vi conosce, Alexa vi conosce, sempre di più con machine learning e intelligenza artificiale, per, come si vede nel Social Dilemma, film da vedere, su Netflix. una teleguida della persona. Vabbè, la memoria e l'identità, come diceva Guido Nicolodi, è fondamentale, e se questa identità si riduce semplicemente a gruppini di interesse privati, allora siamo veramente in un caso di decoesione sociale, come diceva Maria Pia. Vabbè, la domanda. Poi magari vediamo se anche, non teniamo il professore solo per noi, vediamo se anche tra il pubblico c'è qualcuno che vuole intervenire. Ma infatti io faccio una domanda a Romeo A e me. anche al pubblico. Cioè, tutto quello di cui ha parlato il professor De Kerchove, appunto, a parte che il giornalismo russo non è giornalismo ma è propaganda, quindi Sì. cioè, sono due cose meglio che... No, no. Sono d'accordo. Non è la stessa cosa. Ma in questa società che cambia, Romeo, tu sei un giovane giornalista e che praticamente sta andando verso una decivilizzazione totale, perché andiamo verso il metaverso che non si sa bene come strutturare, perché non sarà più uno spazio pubblico ma sarà uno spazio privato, in cui l'uomo subirà un crash, perché appunto io ho avuto una discussione molto interessante con qualcuno che diceva che noi stiamo andando verso il crash dell'umano, perché nel momento in cui andremo a vivere in questo metaverso ci sarà una mancanza di interazione con gli oggetti che ci provocherà un crash psicologico. Poi c'è questa storia del professor De Kerchove che dice che non si deve parlare di metaverso, appunto perché il metaverso è un piccolo spazio, ma che dobbiamo andare verso una metacity che è, diciamo, un gemello digitale, perché la metacity con tutti i sensori raccoglie i nostri cosi. Ma secondo te un giornalista giovane come le deve raccontare queste cose agli altri giovani che devono essere avvicinati alla lettura e quindi essere interessati? Allora, grazie. Intanto è singolare che, diciamo, io ho venuto per fare delle domande I tempi cambiano anche. No, però grazie. Cioè, io credo che giustamente tu all'inizio dicevi, no, che stiamo vivendo un cambiamento di epoca e che bisogna che un giornalista oggi, un giovane giornalista, magari ce ne sono più giovani di me e sicuramente sono anche più dentro, deve essere in grado di interpretare un cambiamento e non subirlo. Cioè, questo è il punto nodale. Chiaramente io per esempio sono stato molto spaventato, no? Come si chiama? GTP3 per dire, no? C'è GTP4 che è un tool che scrive gli articoli in automatico. Cioè, per me è stata una cosa terrificante quando l'ho visto la prima volta e quando gli è stato chiesto di scrivere un testo sostanzialmente senza linee guida. Lui ha scritto: perché voi che leggerete questo testo è una cosa, come lo interpreterete? Sì. Generative Pre-Training Transformer è un sistema fenomenale. The Guardian ha fatto vedere un articolo che ha colpito tutti, perché era scritto interamente con l'intelligenza artificiale. Evidentemente il mio lavoro adesso di ricerca comincia a questo punto, diciamo sul GPT-3. Basta 10 parole che stimolano 175 miliardi di parametri. Il parametro è un elemento di conoscenza che si mette con altri elementi di conoscenza per arrivare a una conclusione o a una dichiarazione, qual che sia. E questo articolo ha stupito tutto, perché non solo era capace di rispondere a una situazione attuale, vuol dire che tra i parametri nella mole di data è a disposizione per questa intelligenza artificiale giornalistica, aveva una conoscenza delle cose del momento, e poteva anche citare a un modo pertinente autori famosi come Chomsky, che è famoso per la cosa del giornalismo anche lui. Come si chiama il suo libro? Fabricating, anyway, la fabbrica delle notizie. Sì. E questo è una cosa che
non è ancora l'intelligenza, diciamo, artificiale generale. L'idea che l'intelligenza artificiale un giorno arriverà a pensare come l'uomo è un'idea, ma non è una cosa che è possibile. Perché? Perché l'intelligenza artificiale non sa niente. Questa è la base. Non sa niente. E unicamente, e questa è la crisi epistemologica, è unicamente il rapporto un rapporto statistico di modelli. Esempio, il traduttore automatico. Qualcuno di voi usate di Google Translate? Credo tutti. Allora, lasciate perdere Google Translate, c'è un migliore, ma molto migliore, che si chiama deepl.com. deepl.com. Geniale perché non si sbaglia. Sì, si sbaglia una volta, ma solo per dire questo, che la traduzione automatica non conosce niente lingue, non conosce niente significato. Vuol dire che la costruzione del significato è fatta a partire di algoritmi di riconoscimento, ma non di conoscenza. E questo è il futuro di intelligenza artificiale. Allora, un GPT-3 ha talmente di parametri, e ormai i cinesi hanno trovato Wudao.2.0 che ha 175 trilioni di parametri, non miliardi. Vuol dire che stiamo andando verso qualcosa che simula perfettamente la conoscenza umana, ma non lo ha. E questo di sapere non lo ha. E ci sono persone che dicono che eventualmente GPT-3 e le sue successioni, perché già si parla del 4, che anche questo ha 3 trilioni invece di miliardi, ma queste cose vanno verso, secondo alcuni afficionati dell'intelligenza artificiale, verso la conoscenza umana. Ma che mancherà? Che manca ancora e che forse mancherà sempre? È la conoscenza della conoscenza. Il sapere di conoscere. La macchina non è capace di questo, almeno per il momento non lo è. E non si vede non si vede come potrebbe esserlo. Ma chissà, le cose vanno molto veloci a questo punto. Tutto per dire che la crisi epistemologica, possiamo anche discutere di questo, è fondata su questa problematica. Tutta la storia dell'animale, da che siamo noi, tra tanti altri, anche le api, anche le formiche, e tutte queste, tutta la storia dell'animale vivo dipende dalla traduzione di gesti, gridi, parole in senso. L'obbligo dell'umano e del pensiero umano è di passare attraverso la traduzione o l'interpretazione del senso di qualche gesto che sia. Giambattista Vico, il grande pensatore italiano, è uno dei primi che ha veramente capito come è nato il linguaggio di questo. Il senso è una cosa strana, la parola senso. Sapete che la parola senso ha 3 grandi sensi, tutti completamente trasformati dalla trasformazione digitale. Significato, no? Questo ha senso. Sensoriali, toccare, vedere, sentire, sensi. E poi direzione. Il senso della freccia, o il senso di... Il senso nel mondo della transazione digitale è sparito al profitto dell'algoritmo. L'algoritmo non sa niente, ma sa una cosa bene, che direzione seguire. È un comando che è una successione di operazioni per arrivare a una risposta, una conclusione. Allora, passare del senso che significa qualcosa al senso che ti dirige verso qualcosa è una strategia di operazione, non posso parlare di conoscenza, di operazione completamente diversa. E poi i sensi, loro sono anche tradotti da algoritmi, ma se vuoi pensare a che fa l'algoritmo, che è un ordine di una sequenza di cose da operare, i primi algoritmi sono stati i nostri sensi. E per questo dico, è un po' un sofismo la cosa che dico, e lo so che sembra come un sofismo, ma
è anche una cosa da riflettere. I 3 sensi di senso sono completamente scombobulati dalla trasformazione digitale. Allora, il problema è culturalmente, socialmente, gli algoritmi prendono il posto della riflessione con le raccomandazioni di Siri o di Google Assistant, prendono il posto completamente della nostra risposta fisica e sensoriale alla realtà che deneghiamo nella nostra camera di eco, e poi fanno di noi, e questa è la cosa più difficile di accettare, fanno di noi esseri eterodeterminati. Siamo determinati dall'esterno, da un sistema che i cinesi trovano perfettamente meraviglioso. Loro hanno inventato i crediti sociali. Avete sentito parlare di social credit? Crediti sociali? Vi spiego in 2 secondi. I social credit usano del telefonino, vuol dire lo Stato cinese usa del telefonino di ogni cinese per seguire esattamente dove, che fa, se attraversa o non attraversa al rosso la strada. Immediatamente, qual che sia che la persona fa, o ha un bonus, no? Questo è come funziona, comincia con 1000 punti. Se tu hai fatto cose bene, dare il sangue, aiutare qualcuno, dare soldi a un povero, questo si sa, si vede e tu guadagni punti. Puoi avere 1000, 2000, 3000 punti. Ma più spesso succede il contrario, che tu hai fatto una cosa che non va bene, attraversare al rosso, che è molto grave in Cina. Io sono stato in Cina più volte e posso dire è meglio di non farlo. Allora, tu perdi i ponti come tu perdi i ponti per la patente della macchina. Diciamo, ma questo è nella vita quotidiana e ogni secondo della vita quotidiana. Vuol dire che c'è un popolo da che la sensibilità è totalmente diversa dalla nostra. Noi siamo individualisti, loro sono comunitari, collettivisti non mi piace, sono comunitari. Collettivista è una parola molto fredda. Comunitario vuol dire che per loro, dal tempo di Confucius, la priorità è fare armonia e sicurezza alla gente. E questo va perfettamente per loro. Ci sono i gesti che si fanno sempre per sapere quante risposte ha il popolo cinese, si sente prigioniere o si sente costretto. No, sono perfettamente d'accordo con questo. Vuol dire che per loro la priorità è la comunità, per noi la priorità è l'individuo, e noi abbiamo una coscienza, di colpevolezza. No, per noi siamo una cultura di colpevolezza, loro sarebbero piuttosto una cultura di vergogna. Sapete che l'antropologia distingue. Che vuol dire? Loro sono d'accordo di essere esterodeterminati, noi invece vogliamo essere autodeterminati. E questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Vuol dire che dobbiamo sapere un po' che succede oggi. La tendenza della cultura digitale, la trasformazione digitale, è di far di noi personaggi esterodeterminati e noi facciamo ancora finta di non capirlo. Mentre vediamo tanti film che ormai ti dicono che succede. Qua del social credit, la blacklist, Black Mirror, non so se l'avete vista, The Free Fall, la caduta libera, e questo è l'episodio dei punti che anche lì però ritorna a Roma al centro. Però io volevo tornare un attimo su quello che avevi detto dell'informazione, del fatto che non c'è una lettura critica dell'avvenimento, quindi l'algoritmo ti scrive una cosa solo perché ha una direzione dove ti vuole portare. Non so se avete visto che ultimamente è nato questo Image, che è un'intelligenza artificiale di Google che traduce le parole in figure, in immagini. Quindi se voi andate su internet Image ci sono tutti gli esempi e praticamente dice: io ho visto un bambino con una mano di rana e una testa di non so che, lui te la fa l'immagine della cosa e la spara via. Questo ve lo racconto perché oggi proprio in aereo, aspettando che Ryanair si muovesse la pista,
avevo il telefono così come tutti, vedevo delle notizie, eccetera. C'è una notizia che dice che non so in quale parte del mondo è nata la prima tartaruga grande completamente albina bianca. Ok? Ora, mentre appunto parlavamo di informazioni e di notizie, mi è venuto in mente Image. Ecco che io sono un uomo, quindi ho una mente critica. E in quel momento mi è venuto il dubbio, cioè ora in questo momento mentre sto parlando con voi mi è venuto il dubbio. Ho detto, ma se quella notizia è fatta da Image? Non mi è venuto questo dubbio, non ho avuto tempo, pensavo a altre cose, ma hai assolutamente ragione. Vi spiego perché. Perché la testa della tartaruga era bianca. Questo ancora può immaginare che la pigmentazione non è venuto diciamo alla parte soft, no, del corpo della tartaruga, ma il guscio. tutta la parte dura, no, quella che il guscio. Il guscio, sì, questa è bianchissima anche quella. Allora, per far capire, si dice Maiapia, è facilissimo. Fatemi una tortuga, o fatemi due tortughe, una tartaruga, tortue in francese, due tartarughe. Fatemi due tartarughe, una nera e una bianca, e la macchinetta lo fa senza problema. E basta anche creare un milieu intorno. Questo è la cosa incredibile, e questo la possibilità di chiedere. Non siamo nella magia totale. Voglio questo oggetto. È fatto. Ha cominciato con la stampante 3D. Era già qua, tu facevi un disegno, puoi pulsare su un bottone e ti arriva l'oggetto fatto con una macchina, la cosiddetta stampante 3D, che oggi è tornato molto, diciamo, un po' generalizzata. Ma con questo GPT-3, con questo sistema Image, siamo letteralmente nel mondo della creazione della stregoneria. Però c'è un modo di utilizzare tutto questo per il giornalismo. Scusate se ritorno al giornalismo, perché siamo sempre un workshop che tratta di questo. Allora, ieri noi abbiamo avuto un incontro con Sabrina Argub di Polis un progetto che si chiama Journalism AI alla London School of Economics, e ci ha mostrato un po' di esempi di applicazioni di intelligenza artificiale applicate al giornalismo, no? Cioè, allora, un esempio, diciamo, che è abbastanza famoso è Heliograph, che è il software di Washington Post, che scrive 850 articoli l'anno, che per un giornalista è un numero veramente sconvolgente. Che tipo di articoli scrive? Ha iniziato facendo, per esempio, Bloomberg utilizza per i listini della borsa dei bot, ma fare il listino della borsa è un lavoro quasi di data entry. Progressivamente, per esempio, Heliograph sta iniziando a evolversi e sta iniziando a scrivere dei commenti politici, che è abbastanza più preoccupante per un giornalista. Tuttavia esistono, e io credo, perché qui torno alla domanda di Maria Pia, esistono dei modi di utilizzare l'intelligenza artificiale o il machine learning. A me piace spesso parlare di machine learning perché non ha la parola intelligenza e chiarisce più il concetto di che cosa siano questi strumenti. E noi abbiamo a Sicilian Post realizzato un tool che fa uso di machine learning. È un tool che, dato un testo, individua, quindi utilizza degli algoritmi di natural language processing, individua delle percentuali e trova le etichette corrispondenti, oppure se trova delle date costruisce una timeline, oppure se trova dei luoghi li segna su una mappa. Però tutto questo noi lo abbiamo pensato non per sostituire il giornalista, perché l'origine per esempio del nostro tool deriva da un motivo, cioè noi facciamo un giornale che fa solo approfondimento, però la lettura sul web è portata a non leggere i long form, cioè è più difficile, e lo vediamo dai dati di Analytics, quindi il tempo di permanenza sulle pagine ci dà un'idea di quanto esiste un modo per fare approfondimento che può essere l'utilizzo delle infografiche, e l'infografica non è solo un modo di presentare dei dati, ma può essere un modo per raccontare una storia. Qual è il problema? Che produrre tante infografiche ha costi e tempi rilevanti.
Allora la domanda che noi ci eravamo posti quando abbiamo messo su questo tool è: cosa accadrebbe se avessi un tool che mi consente di riempire di infografiche tutti gli articoli che faccio in maniera praticamente automatica e quindi di concentrarmi di più sul testo. Il prototipo sta ancora andando avanti, diciamo, è funzionante, ma non è applicabile su larga scala, ecco, diciamo. Però è un modo di pensare a intelligenza artificiale che va al servizio del giornalista. Mi spaventa di più, e qui allora viene un discorso sugli editori, anche sulla... Ma infatti ci volevo arrivare, quindi è il brand che conta, però tornando al tuo discorso, io ho fatto una ricerca così anche per curiosità, ci sono tantissimi strumenti di intelligenza artificiale che sono utili ai giornalisti. C'è per esempio questo Fabula, che è una AI che praticamente ha comprato Twitter, è focalizzata sul deep learning e cerca tutto quello che è disinformazione nel social media Twitter. Poi c'è un'altra che si chiama Full Fact, che addirittura ha vinto il Google AI Impact Challenge del 2019, e che praticamente anche questa è un fact checking tools. Diciamo che l'intelligenza artificiale per aiutare il giornalista a capire se un fatto è vero o no, ce ne sono impiegate nei grandissimi giornali. Poi se vuoi ve lo mando certo, è interessante da condividere con i colleghi, certo. E tutto quanto. Ma quello che ho detto è proprio questo, cioè perché poi ci sono tanti strumenti di Google che uso anche io, che appunto sono da sola, non ho una grandissima redazione, cioè la mia è una rivista sì di alta cultura, però come sempre la cultura non si mangia granché, diciamo. Certo. E uso degli strumenti di Google che fra l'altro sono free, si può andare sul sito, se volete vi mando l'indirizzo, e ci sono degli strumenti che ti aiutano non solo a cercare le notizie ma a verificarle. Quindi io da sola ci metterei un mese per verificare 3 cose di intelligenza artificiale, magari in inglese, e che vengono da un sito giapponese. Logicamente sarei morta sul nascere, non potrei. Mentre ci sono degli strumenti utili in questo senso, come sarebbero utili a capire se la tartaruga bianca è una fake oppure no. Però lì interviene il fatto che bisogna avere fiducia nel brand. E questo io l'ho letto, credo, su Repubblica o sul Corriere, quindi diciamo istintivamente sono portata a dire che la notizia può essere vera, è vera. Perché? Perché c'è il brand. È chiaro che diciamo, questo penso che abbia sicuramente un impatto. Dico anche comunque i corsisti ieri hanno fatto 4 ore di training con il Google News Lab Teaching Fellow, quindi molti di questi strumenti di cui parli immagino che li avranno già affrontati ieri. Sicuramente sono assolutamente utili per i giornalisti. C'è il professore Nicolosi che scalpita per fare un po' di domande. No, più che scalpita, no, perché le sollecitazioni sono tantissime e un po' per continuare anche il gioco che avevamo discusso prima di iniziare questo incontro, cioè tentare di rispondere alla domanda il gemello digitale cosa può interessare, no? ad un giornalista, tutti questi discorsi, il rapporto tra algoritmo e informazione, in che senso sono discorsi che hanno rilevanza per chi fa o intende fare giornalista. Allora, diciamo che c'è come posso dire, una sorta di pregiudizio dei giornalisti che andrebbe un po', come dire, messo in crisi e sfatato. Cioè il giornalista, rispetto al tema che io ho, come dire, inizialmente posto, ma perché sollecitato anche dal testo dei nostri ospiti, il tema della memoria, a volte viene vissuto dai giornalisti in maniera un po', come dire, con poco interesse, perché il giornalista spesso, e questo è il falso mito, pensa di essere una figura professionale orientata al futuro, al presente innanzitutto e al futuro, soprattutto al nuovo, no? Il giornalista è colui il quale porta le novelle, le news, quindi la memoria è qualcosa che riguarda il passato, quindi che cosa ci interessa? Cosa mi interessa a me come giornalista del passato della memoria? In che senso tutte queste cose che stiamo dicendo hanno un effetto sulla memoria e questa cosa deve interessare me che sono un giornalista, che sono orientato esclusivamente a ciò che è fresco, no? Le notizie fresche. In realtà
E questo è il falso mito, perché dal punto di vista sociologico la memoria collettiva si fonda in buona parte sull'attività giornalistica, quantomeno si fonda da quando, diciamo, almeno dal 500 in poi, diciamo così, no? La memoria collettiva è molto più influenzata dal giornalismo che per esempio dai testi di storia. Questo è dimostrato. Io personalmente ho fatto appunto una ricerca sul ruolo appunto del giornalismo e delle fake news giornalistiche nell'influenzare la memoria collettiva, la memoria di una società. Allora, se così è, e così è, il giornalista deve sapere che la sua attività certamente è orientata alla notizia, al nuovo, ma quella notizia innanzitutto creerà memoria successivamente, ma soprattutto è informata, scusate il gioco di parole, ed è impregnata di analisi, confronti, paragoni con eventi passati. Se voi guardate le pagine del giornale, una buona parte delle cose scritte sono, il caso della guerra è emblematico, no? Gli esempi tra Chamberlain piuttosto che ne so io, no? Francesi piuttosto che inglesi, cosa hanno fatto nello scoppio, nei confronti di Hitler, no? Siamo più atteggiamenti Hitler oppure più Chamberlain, eccetera, eccetera. È un continuo riferimento a passato, anche quando noi non ce ne accorgiamo, il confronto coi dati, le trasformazioni storiche, le evoluzioni, i trend. Il giornalismo si nutre costantemente di memoria e produce memoria. Allora, se il giornalismo va incontro alle trasformazioni che sono state così bene presentate e discusse dai nostri ospiti, credo che sia un tema di grande rilievo anche per i giornalisti, perché ciò che va a mettersi in gioco è la costruzione della memoria collettiva, che è quella che a mio avviso in qualche modo si sta deteriorando in maniera significativa. E come dicevo prima, la memoria collettiva è innanzitutto una memoria basata sulla sfera pubblica. La sfera pubblica tende a scomparire proprio per questi motivi, questi meccanismi di echo chambers che selezionano e dividono, separano i miei gusti, i miei interessi sulla base di ciò che ho consumato prima e mi proiettano nel futuro sulla base, come proiezione di questi gusti, di questi interessi. E qui il secondo aspetto, poi mi taccio, è estremamente di grandissimo rilievo la questione che ha posto De Kerchove quando ha parlato della costruzione del gemello digitale nell'ambito sanitario, no? L'utilizzo dei dati biometrici per, diciamo così, poi scopi che possono essere commerciali e o tante volte sanitari nel senso stretto del termine, per esempio le assicurazioni. Le assicurazioni sono molto interessate naturalmente a conoscere, ad avere accesso ai dati sanitari. Non so quanti tra i presenti utilizzano una piattaforma che si chiama Strava. C'è qualcuno che fa attività fisica, running o bicicletta, eccetera, eccetera. C'è qualcuno che utilizza Strava? Qualcuno stava... Perfetto, non è una vergogna, anche io la utilizzo, quindi diciamo non è... Ecco, Strava, ma ce ne sono tante altre, cosa fa? Registra, memorizza, costruisce la memoria delle nostre performance fisiche. Queste performance fisiche vengono registrate e memorizzate appunto e assemblate in maniera estremamente analitica, battiti del cuore, pressione del sangue, condizioni diciamo di salute, eccetera, eccetera, eccetera. Questi dati che noi produciamo volontariamente, questo è il trick, diciamo, è fondamentale, che non c'è un poliziotto cinese che appunto ci obbliga a dare questi dati, ma siamo noi che in cambio della gratuità di un servizio cediamo volontariamente questi dati. Questi dati sono di grande rilievo per le assicurazioni, perché le assicurazioni, per esempio, sulla base delle nostre performance, da cui si può evincere la nostra condizione di salute, potrebbero darci o non darci un'assicurazione su alcune, diciamo, per la nostra salute sostanzialmente. E questa cosa evoca in me un film che io trovo molto bello, anche se diciamo molto popolare, che forse i più giovani non conoscono, che è Minority Report. Non so se diciamo di Spielberg, no? Minority Report era un film che sostanzialmente accendeva
questo dubbio, cioè è possibile perseguire qualcuno non per quello che ha fatto, ma esattamente la predettività. Ma non per quello che ha fatto, ma realmente, ma per quello che ha fatto in passato. Questo tema veniva posto molto, ma con grande forza da un autore italiano che voi citate, e vi ringrazio per questo più volte nel testo, che è Stefano Rodotà. Stefano Rodotà poneva questa questione in maniera estremamente, con grande forza, cioè le nuove tecnologie del controllo, digitali non solo, ma insomma, pensate alle telecamere, eccetera, eccetera, tendono a in qualche modo creare una memoria dei comportamenti per poter prevedere comportamenti devianti in futuro, o comunque per poter in futuro, diciamo, immaginare qual è il destino delle persone. Cioè il destino delle persone è determinato da ciò che avviene adesso. Tutto il marketing, che è cambiato negli ultimi 30 anni in maniera significativa, non è più basato sul ti faccio una domanda, che cosa ti piace, cosa non ti piace, cosa vorresti fare in futuro, eccetera, eccetera. No, non esiste più questo marketing. Il marketing è basato sugli algoritmi. Che cosa hai consumato? Hai navigato su un sito di, che ne so io, scarpe da tennis, allora sei una persona che è interessata a comprare le scarpe da tennis e ti mando la pubblicità sulla posta elettronica sulle scarpe da tennis o sulle attività, sulle queste cose sportive, no? Quindi io deterministicamente ti incasello sulla base dei tuoi comportamenti pregressi e ti in qualche modo deterministicamente individuo un futuro, un destino. Ecco, secondo me questo è inquietante, devo dire la verità. Non so che ne pensate, ma per me è inquietante. Sì, così tu però hai anche aperto una cosa che appunto bisogna dire anche, perché qua sono solo io qui, cioè è perché parliamo di un algoritmo etico, perché tu hai aperto una parentesi del pregiudizio, cioè i bias che vengono messi nell'algoritmo, che non sono solo per le assicurazioni, ma sono per i mutui, cioè se uno va in banca, quindi l'uso illecito di dati. E poi perché se sono una donna e si sa che sono sposata, sono giovane e sono stata dal medico o da un ginecologo, presumibilmente è perché sono incinta e quindi non mi assumono. Ma quindi basta su Facebook dire mi piacerebbe avere un figlio. Sì. Quello che dico spesso agli studenti e alle studentesse è attenzione che siccome la frontiera, la barriera tra pubblico e privato sui social media è completamente erosa, tutto ciò che voi privatamente dite e mettete, diciamo, socializzate su una piattaforma, in realtà lo rendete pubblico ed è accessibile a chi può avere una controllo sulle vostre vite. Per esempio, io non vi do il posto di lavoro perché perché è chiaro che i datori di lavoro la prima cosa che fanno quando andate a fare un colloquio è andare su Facebook e vedere chi siete, cosa pensate, quali sono le vostre opinioni politiche, volete avere un figlio oppure no, qual è il vostro gusto sessuale, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, questo quindi e ritorniamo quindi a quello che ho detto, che è l'etica. E quindi insomma io appunto volevo salutarvi così, nel senso che stasera, come facciamo noi dell'Osservatorio Tutti i Media, in nostra, diciamo, abitudine è accendere le menti. Penso che stasera ne abbiamo accesi di problemi e di sfide che dovete affrontare, insomma, perché poi noi adesso le stiamo vivendo, eccetera, ma chi poi le dovrà affrontare veramente siete voi. E quindi io ritorno all'antico e appunto vi volevo lasciare con questa frase di Ulisse che a me è sempre piaciuta moltissimo, che dice: fatti non foste a vivere come bruti, ma a seguir virtù e conoscenza. Sono le parole che nel verso 119 del canto 26 dell'Inferno di Dante Alighieri Ulisse usa per convincere i suoi compagni a continuare i viaggi oltre le colonne d'Ercole. Per me le nostre colonne d'Ercole sono tutte queste cose che stiamo discutendo oggi e che quindi ritornano al nostro progetto di News Media for Good, che è introdurre l'etica nell'algoritmo, in tutti gli algoritmi, proprio per evitare tutte queste cose che abbiamo discusso oggi. Grazie Maria Pia, mi sembra un bel punto. Credo che abbiamo qualche minuto per raccogliere delle domande, se qualcuno vuole intervenire. Sì. Rompiamo il ghiaccio. Qualcuno può, ecco, bisogna accenderlo.
No, guardi che se no non ci sentono in streaming. Forse anche questo. Questo va bene. Questo. Grazie. Sistemato. Merci beaucoup. Io penso che è meglio invece digitale e gemello, preferibile dire digitale è un assistente, non è un gemello, penso io. Poi simulare non è l'essere. Il computer simula, ma l'uomo è, e c'è grande differenza in questo. Quindi lei prima ha detto la conoscenza della conoscenza. Io direi la coscienza della conoscenza, sì, perché l'uomo non è un animale. Concludendo, cerchiamo di riprenderci l'uomo. Questo è importante. Invece di prendere più tecnologia possibile, cerchiamo di riprenderci l'uomo che noi eravamo e dobbiamo cercare di tornare ad essere migliori di prima. L'uomo. Ottimo, grazie. Grazie. Professore De Kerchove, vuole... No, sono molto contento delle domande. Gemello digitale non è l'assistente, la prima sfida. L'assistente solo è un passo verso il gemello digitale. La differenza essendo che l'assistente assista Amazon, Google, tutte le grandi imprese che sono a prendere possessione del nostro essere, sono quelle che sono serviti dall'assistente. L'assistente assista a noi superficialmente, ma fondamentalmente assista a noi a comprare più cose, vedere questi film, votare anche. L'assistente non è veramente un gemello digitale perfetto. Il gemello digitale si potrebbe dire che comincia di essere quello che secondo la regola europea molto importante, il cosiddetto GDPR, che si traduce in italiano, come si traduce in italiano GDPR? Non si traduce, credo. Regole generali sulla privacy dei dati. Sulla privacy, no? sì. Il gemello digitale riprende possessione dei dati. Beh, l'idea è questo. Infatti c'è un imprenditore italiano che ho incontrato e con chi ho molto parlato di questo, Siliprandi, no? Ti ricordi? Sì. Siliprandi ha creato Weeple, che people con W invece di P. E Weeple è un sistema che ti permette di negoziare la vendita o vietare l'uso dei tuoi dati a queste grandi compagnie. Vuol dire che c'è un corso verso l'inverso della situazione, che era di essere, dare, come diceva anche Guido, dare tranquillamente i nostri dati a altre persone per usarne. No, io penso che il gemello digitale, ho voluto parlare della sua nascita dentro il mondo dell'ingegneria per arrivare a questo mondo della psicologia, perché è in corso. È in corso a un modo che non solo sul piano tecnico parte della medicina, ma anche sul piano di proprietà. A un momento il corpo medicale deve dare possessione dei dati alla persona che li emette, diciamo. Mi ha sempre scandalizzato il fatto che un caso di un uomo che aveva una malattia molto molto rara di sangue, che ogni mese dava il suo sangue all'ospedale, l'ospedale dava questo sangue a creatori di medicamenti e altre cose, e la proprietà di questo sangue non era più quella del donatore, ma della farmacia. A un modo si capisce, ma a un altro lui non ha ricevuto mai, diciamo, di compenso per il fatto che il suo sangue così raro almeno poteva portare. Bene, si può discutere fino a fine sulla problematica gemello digitale assistente. Simulare non è essere assolutamente chiaro. Siamo d'accordo su questo. La dimensione dell'essere è
sempre un mistero di base, e le macchine sono incapaci di mistero. Non hanno senso di niente, vuol dire che simulare si può fare a partire precisamente di la fotografia è una simulazione. Tutte le cose che simuliamo non sono cose che contengono dentro un modo di rispondere. La conoscenza della conoscenza è, secondo Edgar Morin, che continua a celebrare il suo centenario, Edgar Morin parla della coscienza della coscienza, della conoscenza della conoscenza, per dire precisamente che questo raddoppiamento, questa metacoscienza che manca completamente all'algoritmo, è precisamente la cosa che noi abbiamo. Ma non è solo umano, si vede sempre di più che anche altri animali hanno coscienza della loro esistenza. Non tutti al stesso livello, ma adesso la prova è fatta: un elefante si riconosce nello specchio. Non si può riconoscere un specchio se non hai una coscienza di se stesso. E la famosa la base della crescita del bambino, secondo Jacques Lacan, il famoso psicanalista francese, che diceva il stage du miroir, no? Il stadio dello specchio è quello che comincia a far vedere al ragazzo che è indipendentemente fa movimenti che, vedendo che il movimento che sta sentendo fisicamente e propriosittivamente, che si vede lo stesso nello specchio, vuol dire che è lui che è lì e non un fenomeno esterno. Cosa che Narciso non avevo capito. Narciso, vedendosi, non sapeva che era lui. Si è innamorato di un straniero. No, è interessante, Macron l'ha detto, no, ma tutti dicono che Narciso è narcisista, ma non per niente, non era innamorato di se stesso. Questa è una cosa da riflettere. Bene, non so se ho risposto veramente alle domande, ringrazio per la precisione e anche diciamo a proposito della coscienza, non so se avete letto ieri sul Corriere la nuova intelligenza artificiale di Google, che praticamente si chiama una cosa abbastanza difficile, ce l'ho qua, che è stata inventata da questo, o meglio buttata fuori da questo Black Lemoine, che dice che è stata inventata un'intelligenza artificiale che ha sentimenti, si chiama Lambda, perché è Language Model for Dialogue Application, e che potrebbe simulare più che la coscienza sentimento. Sì, però diciamo, io ho chiesto un altro nostro carissimo amico con una grande mente, Roberto Salacco, che fa un blog interessantissimo, e lui dice che ci sono anche non si capisce l'uomo in quale stadio è cosciente o no, perché se prendiamo un uomo in coma che non dà segni di coscienza, diciamo, non ti riconosce, eccetera, non riusciamo a capire qual è l'istante in cui poi ritorna cosciente. E dice che comunque questa storia delle macchine non è così semplice come sembra, e come giustamente ha sottolineato il Signore, perché può essere che stiamo andando verso questa strada, però ritorniamo al punto di non facciamo che ce la troviamo lì e la scopriamo solo perché guardando indietro la storia vediamo come ci siamo arrivati, cerchiamo di costruirla noi uomini, cioè di non lasciare... Il sentimento della macchina è un'altra simulazione. Avete visto Lei, il film Lei? Ricordate questa straordinaria storia di quest'uomo che ha una lunga esperienza di discussione e finalmente di amore per questo personaggio che non ha mai visto. Poi una volta una donna arriva alla sua porta e sono io lei. Infatti ricordi, era un po' stupito della cosa. No, la simulazione funziona perfettamente. Un esempio per rispondere alla simulazione all'essere è anche soggetto di un film. Veramente, se non avete visto la serie Black Mirror, dovete andarci, perché è veramente una previsione delle cose e anche una rivelazione di cose succedono. C'è un momento qua, una storia di una donna che è appena sposata, che
durante un incidente che il suo marito, giovane marito, è andato da solo con la macchina, poi ha fatto, invece di guidare, guardava il suo telefonino, ha fatto l'incidente e è morto. E lei è disperata perché evidentemente ha perso il marito, appena sposato, e una notte è svegliato da una parola che viene del suo telefonino. E sul telefonino è detto, allora, parlami. E lei guarda, è il marito che viene attraverso il telefonino che ci parla, e lei risponde, e c'è una vera conversazione tra di loro, e poi eventualmente arriva un pacchetto grande così, che è il corpo del suo marito, ma perfettamente rifatto, e lei vive con quest'uomo la simulazione di questa persona che non è più viva, assolutamente no, e che a un momento finalmente lei comincia di non essere più, vive con lui per 2 o 3 mesi, a un momento c'è una sfida, non vi raccontate tutto, andate a vedere. Ok, science fiction. È solo science fiction? Assolutamente no. C'è una signora che si chiama Eugenia Cuglia, che lavora a San Francisco, che aveva perso in un incidente il suo amico di 4 anni, come essendo esperta di intelligenza artificiale ha deciso di ricreare a partire da tutta la mole di cose che si sono scambiati tra di loro una conversazione, ha creato un'applicazione che potete trovare sul vostro telefonino, si chiama Replica. La sola differenza è con la K, non con la C. Replica. Replica è un sistema che ci permette di creare conversazione con persone vive o morte a partire di conoscenza che o tu inserisci dentro il sistema in tal modo di creare qualcosa di nuovo, o a partire dalle conversazioni che tu hai potuto mettere insieme per creare questi. Allora, la domanda è molto pertinente del signore. Noi abbiamo la situazione di che l'ansia è di sapere se possiamo credere alle nostre emozioni quando sono così talmente, diciamo, gestite da un sistema che non ha il nostro essere, la nostra anima. Enormemente importante per in certo caso. Un altro caso totalmente meraviglioso anche, parlando di Alexa. Non è così male Alexa. Alexa è stato messo a disposizione di una signora che aveva Alzheimer, vuol dire che mancava totalmente di memoria, parlando di memoria, mancava di memoria, e lei ha scritto un libro, ritrovando infatti abbastanza memoria per farlo, ha scritto un libro dentro di che lei parla del ruolo che Alexa ha giocato nella sua vita, non solo dando lei tutti i ricordi del momento di prendere medicine e altre cose, ma anche discutendo con lei, un po' come quella di Replica, e scegliendo per lei, come lo fa già Alexa, come si sa bene, musica che ci piaceva a lei, e che questa discussione creava sempre di più un rapporto di presenza. La parola è totalmente ambigua, la parola presenza in questo caso. Un rapporto di presenza tra Alexa e lei. E non solo a lei ha fatto questo bene, che è un bene veramente profondo, ma anche ai suoi figli, alla famiglia, alla gente. Avere Alzheimer è molto peggio per la famiglia che per la persona che lo soffre. Vuol dire che noi siamo a un mondo di limita, e l'investimento che noi come ragazzi abbiamo messo nei nostri giocatori preferiti, dando a questi giocatori un'identità, un nome, creando con questi un rapporto, non è diverso talmente di questo che sto dicendo adesso. Noi abbiamo un dubbio sulla necessità di autenticità del rapporto. Basta che questo rapporto sostiene qualche affinità particolare. Se si tratta del gemello digitale del giornalista, il gemello digitale del giornalista eventualmente conosce talmente bene il suo gemello fisico
può scrivere nello stile di questo giornalista. Certo. Quando tu hai parlato di questo che faceva 850 articoli, era questo. Noi abbiamo bisogno di veramente sondare profondamente questa problematica del nostro rapporto con la tecnologia. C'è un altro software, si chiamava Ether9, che più o meno ha una Ether9, che è abbastanza simile, diciamo che ha un altro punto, cioè non è pensato solo per registrare il nostro comportamento e quindi poi, diciamo, l'idea è, una volta morti, continuerà a postare sui social, diciamo, e addirittura, cioè, si può mettere il pilota automatico, cioè nel momento in cui il software ha abbastanza acquisito il tuo modo di essere, tu lo attivi, lasci che gli risponda lui ai commenti, alle cose, lo farà nel tuo modo di essere. Però secondo me questo esiste e sarà anche ancora più evoluto, chiaramente, però potrebbe anche rimanere marginale se noi non sceglieremo di avvalercene. No, sì, forse, però io sono adesso tipo 3 o 4 milioni di aderenti a Replica. Vuol dire che la quantità di persone che hanno bisogno di questo tipo di soccorso è grande. E poi ho fatto studi, piuttosto stato su una giuria di progetti di sostegno agli anziani in Canada, e 3 di questi progetti, che sono stati infatti progetti di borse di sviluppo, no? Di lavoro, 3 di questi progetti portava esattamente su questo: come usare bene delle nuove tecnologie per sostenere la gente che vivono da soli, che devono aiutare, diciamo, che si deve accennare immediatamente quando c'è un problema. E questi sistemi funzionano veramente bene su questo. Allora, la crescita del rapporto, di nuovo, diversi settori della società lo usano più o meno. Bene, il nostro tempo è davvero finito a questo punto. Io ringrazio il professore Guido Nicolosi, la direttrice Rossignò e il professore Derek De Kerchove. Grazie a tutti per essere stati con noi anche oggi. Il workshop di giornalismo prosegue domani con tanti altri incontri e vi aspettiamo. Grazie.